L'idea è quella di coinvolgere direttamente gli insegnanti e le loro esperienze didattiche nello sviluppare dei nuovi moduli didattici basati sulle nuove tecnologie che riescano ad adattarsi direttamente a quelli che sono i programmi scolastici e le modalità con cui gli insegnanti affrontano le loro lezioni quotidiane. L'obiettivo, se volete, sulla falsariga diciamo di altre esperienze fortunate di diffusione delle innovazioni, è quella di creare una comunità di innovatori, che siano appunto in grado di trasformare direttamente le loro esperienze didattiche, fonderle con quelle che sono le esperienze di innovazione nella didattica sviluppate dal mondo della ricerca e quindi creare innovazione e diffonderla in tutte le scuole della Sardegna. In una società del futuro, che poi non è un futuro così lontano, noi potremmo avere i nostri contesti sociali, tipo le scuole stesse, gli ospedali, le fattorie e non solo le fabbriche dove i robot vengono utilizzati già da 50 anni a queste parti, in cui avremo degli esseri umani e delle macchine intelligenti. Quindi ci sarà un'interazione di tipo antropico tra l'uomo e la macchina. I bambini di oggi, quelli che magari giocano con Arduino nelle scuole, fra 10-15 anni saranno pronti a utilizzare questa tecnologia in lato positivo e i vantaggi sono enormi, non solo da un punto di vista, come dire, per tutti quei task industriali funzionali, per esempio le applicazioni pericolose negli impianti industriali, nel settore delle costruzioni dove ogni giorno in Italia muore una persona e mezzo al giorno, no? Incidenti dei cantieri, ma anche in tutti questi contesti sociali. E le macchine un domani diventeranno così intelligenti da poter anche sviluppare dei sentimenti. Cosa voglio dire? Nel senso che così come io posso trattare bene o male una persona, perché la persona mi è più simpatica, mi è più amichevole, la macchina, essendo intelligente ed avendo memoria dell'interazione, potrà un domani essere più disponibile nei confronti dell'utente che la usa bene e meno disponibile di fronte a un utente che magari ne abusa. Quindi per preparare questa grossa rivoluzione dobbiamo ovviamente cambiare il modo di fare didattica, dobbiamo cominciare proprio dalle scuole. Questo progetto, idea di oggi che qua viene presentato a Cagliari, è sicuramente un passo che va verso quella direzione.